Se i vaccini arrivano, e si sottolinea il se nelle dosi pattuite, ossia 250.000 entro il mese di febbraio, in Veneto si potrà procedere con il secondo richiamo per i 77.000 a cui manca la seconda iniezione e chiudere la profilassi per i soggetti della prima fase. Contemporaneamente, dal 15 febbraio, avviare la vaccinazione per gli ultra ottantenni e gli ultra 75enni a partire dalla classe 41 e 46, con una media di 6.000 persone al giorno, ma sempre se arrivano i vaccini, elemento tutt'altro che garantito. È chiaro che potrebbe intervenire, speriamo, in maniera favorevole, uno, l'aumento delle dosi che sono state previste per quanto riguarda questi due vaccini, ma l'entrata in campo di AstraZeneca. AstraZeneca potrebbe cambiare completamente, la velocità delle cose, perché a quel punto sarebbe possibile poter usufruire anche dell'apporto dei medici di medicina generale e quindi ampliare il numero di coorti e raggiungere più velocemente la protezione per quanto riguarda questa fascia di popolazione che va dai 75 anni in su. Se invece AstraZeneca dovesse avere un limite, nel senso che viene autorizzata per una popolazione di età inferiore ai 65 anni, ai 70 o ai 60, allora lì dovremmo orientare l'utilizzo di questo vaccino per principalmente le categorie a rischio dei soggetti che sono al di sotto di quell'età limite per cui viene ad essere autorizzato. Al momento sono state effettuate 145.619 somministrazioni, di cui 33.926 richiami. Man mano che saranno chiamate le corti, gli interessati riceveranno a casa una lettera di convocazione con data e luogo per essere sottoposti a vaccinazione. Ultimati gli anziani, si procederà con le categorie a rischio per patologia e gli esponenti dei servizi essenziali.